Questo servizio è offerto da Trattoria Pizzeria L'Olimpo. Cuciniamo solo pesce locale. Alla Maddalena, in via Principe Amedeo, telefono 0789 73 7795. In posa per la foto pre-partita, Atletico Maddalena 2009 e Montelimbara 2008 si affrontano nel gelo del comunale Pietro Secci, puntando al vertice del girone N di terza categoria. I padroni di casa, allenati dal giovane Davide Plumitallo, si sfregano le mani e confidano nel risultato pieno, decisi a recitare un ruolo importante quali esordienti in campionato. I tempiesi non intendono fare le comparse e confidano nel colpaccio su uno dei campi più difficili del girone. The Professional, i professionisti dell'abbigliamento da lavoro. La partita si riscalda subito con una iniziativa di Papaleo che serve Manconi, tiro palla a lato. Il Montelimbara va vicinissimo al gol con Do Rosario, splendida la risposta del portiere Alessandro Fara in tuffo. Decisamente coinvolgente la ripresa, che si apre con un tiro di Dapice neutralizzato da Aisoni. Insiste la compagine del presidente Mario Tinteri e spinge sull'acceleratore. Punizione sui piedi di Davide Piccoli, botta dalla distanza, brividi per il portiere tempiese. Azione contestata poco dopo per un intervento su Davide Piccoli in area di rigore. L'arbitro fa proseguire. Rivediamo al rallentatore la caduta del numero 11 maddalenino. I padroni di casa insistono e si mangiano le mani per una occasionissima che capita sui piedi di Piccotti. La conclusione fuori misura fa masticare fiele alla panchina isolana. Dubbia posizione per gli attaccanti del Montelimbara. L'arbitro fa proseguire, ma gli ospiti sono imprecisi. L'atterramento di Balata dal limite fa sudare freddo ai maddalenini, ma il risultato non si sblocca. L'ultimo sussulto lo procura un calcio di punizione per l'Atletico Maddalena, testa di Nurra per il definitivo 0-0. La tua ditta di fiducia. Salvatore Oggiano, tecnico del Montelimbara, una sfida tra due squadre che ambiscono ai vertici della classifica. Sì, noi diciamo che la nostra ambizione è fare un buon campionato, non è che chiediamo più di tanto, però abbiamo visto il livello quest'anno delle squadre. La Maddalena è una bella squadra, si vede, gioca a pallone, però anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato. Uno 0-0 che accontenta entrambe? Sì, per come è andata la partita sì, anche se alla fine le occasioni migliori le abbiamo avute noi, però siamo arrivati qua dopo 2 sconfitte, quindi un po' eravamo, non in crisi, però eravamo un po' giù di morale. Questo ci dà di nuovo morale per ripartire alla grande, diciamo. Le favorite per la vittoria finale? Beh, visto così, diciamo che non è male, Lazzani è una buona squadra, anche la Maddalena ho visto bene comunque, giocano a pallone, è una di quelle che gioca abbastanza a pallone, però diciamo che se la possono giocare in 4-5 questo campionato, tranquillamente. Questo giovane calciatore che si è avvicinato? Mio figlio. Come ti chiami? Gianni. Sei il figlio dell'allenatore, quindi insomma anche tu vai in panchina. Allora diciamo forza alla squadra del papà. Come si chiama la squadra del papà? Juventus. Allora forza. Juventus. Il rifugio dei peccatori, cucina casereccia, griglieria, vineria, bruschetteria, stuzzicheria. Alla Maddalena. Info e prenotazioni 347 366 4638 oppure 366 3146 855. Stefano Dapice, centrocampista della SD Atletico Maddalena. Al di là di questa partita siete una squadra che merita l'alta classifica. Sì, ritengo di sì, siamo un buon gruppo formato da tutti i maddalenini e quello è fondamentale, credo.
E noi continuiamo a giocare, come dice il nostro presidente, partita per partita e vediamo dove arriviamo. Poi a fine campionato tireremo le somme e sperando di poter festeggiare eventualmente un campionato e salire di categoria. Diversi di voi hanno giocato nell'Ilva Maddalena. Sì, quasi tutti praticamente abbiamo delle presenze con l'Ilva, quindi a livello di esperienza la squadra c'è, poi vediamo adesso, ti ripeto, dobbiamo pensare partita per partita. Mario Tinteri, presidente della SD Maddalena, una sfida importante la vostra. Sì, una sfida importante, ci stiamo giocando un bel campionato, ci stiamo divertendo. Oggi abbiamo trovato una squadra ostica, messa bene in campo, c'è dato filo da torcere. Niente, ce l'abbiamo giocata, non siamo riusciti a vincere. Pazienza, siamo presi un punto allo stesso che fa classifica e continuiamo per la nostra strada. Stiamo andando bene, speriamo di continuare così, essere un po' più fortunati. L'Atletico Maddalena è una società con ambizioni. No, ambizioni più che altro no, ci divertiamo, puntiamo a divertirci, poi quello che viene, viene. Giustamente adesso siamo messi bene in classifica, dunque stiamo cercando di goderci questo momento e continuare così. Davide Plumitallo è il giovane allenatore dell'Atletico Maddalena, un'esperienza importante, comunque una novità per uno come te che solitamente era abituato a scendere in campo. Assolutamente è una novità. Una nuovissima esperienza, sono contentissimo di questa nuova avventura, ci metto grande passione, cerco di coinvolgere tutti i giocatori, quelli che poi erano i miei ex compagni di squadra e vedo che c'è grande partecipazione da parte di tutti. Fondamentalmente il nostro obiettivo è quello di divertirci e stiamo cercando di fare il massimo per questo. Ecco, questa avventura che è iniziata quest'anno per te comunque sta andando molto bene, il vertice della classifica è molto vicino, quindi la Zani in qualche modo lo state tallonando. Guarda, è una cosa, è un obiettivo mio, un mio punto di vista, non so come definirlo, però quello che io consiglio sempre è di non guardare la classifica. A noi non ci interessa né la Zani, né chi ci sta davanti, né chi sta dietro. Noi ci dobbiamo fare il nostro campionato con serenità, con impegno, mettendoci passione, perché fondamentalmente il nostro obiettivo è quello di giocare a calcio il meglio possibile, di divertirci e poi i risultati si vedranno alla fine. Solo questo. L'aspetto importante è che siete un gruppo numeroso. Assolutamente, posso dirti che sino adesso sono riuscito a schierare in campo circa 23-24 giocatori. Sono tutti molto partecipi, c'è grande entusiasmo, un mix di giovani e anzianotti per così dire, però bene, molto bene, sotto questo punto di vista ci alleniamo bene, gli allenamenti sono veramente un grande divertimento. Una battuta finale su questo match terminato in parità. 0-0, non c'è che... Abbiamo giocato secondo me una discreta gara, diciamo che non è stata sicuramente una delle migliori partite, però c'è sempre molta volontà da parte dei ragazzi e questo gli va riconosciuto, il merito è assolutamente loro ed è il frutto dell'impegno che ci mettono durante la settimana negli allenamenti e lo riversano in campo la domenica. Merito anche agli avversari che erano messi bene in campo, secondo me oltretutto abbiamo avuto qualche occasione in più per portare il risultato a casa, però è andata così, va bene lo stesso, 0-0, un buon punto comunque. Muoviamo la classifica.